grazie mille a tutti i colleghi che sono qui, insomma, che seguono i gruppi delle varie province. Buonasera a tutti, anche a voi corsisti, insomma. E oggi sì, come hanno detto giustamente anche i miei colleghi, incominciamo un trittico di lezioni che è molto complesso ma estremamente stimolante. Quello che è il percorso che incominceremo oggi della tecnica della degustazione penso che sia forse uno dei motivi principali per cui siete tutti quanti qui a fare questo corso, perché forse magari il fascino, no? Anche di quella che è la degustazione, il racconto del vino, magari anche avendolo ascoltato da qualche collega o avendolo magari visto anche in qualche occasione di qualche degustazione, è forse uno dei motivi più forti che vi è fatto dire ok, mi prendo il tempo e vado a seguire questo bel corso. Le 3 lezioni che faremo oggi, lunedì prossimo e l'altra data che abbiamo sempre in calendario, sono, come giustamente ha detto anche Serena, le 3 sulle quali voi baserete sempre la vostra conoscenza e capacità nella tecnica della degustazione. Per cui io vi invito fin da adesso a cercare di non mancare a nessuno di questi 3 momenti, perché tutti e 3 rivestono veramente un'importanza fondamentale e uno è complementare all'altro, e lo vedremo già un pochettino oggi, no? Addentrandoci in quella che è l'analisi visiva, la prima fase della nostra tecnica di degustazione, che si basa su che cosa? Sui nostri organi di senso. Sui nostri organi di senso, che sono 5, le macchine non sono, per cui datevi anche voi, questo ve lo dico subito per iniziare, il tempo per allenarli e anche il tempo per abituarvi ad utilizzare tutti questi strumenti che magari sono la nostra vista, il nostro olfatto, il nostro gusto, l'udito stesso, che magari non sempre siamo stati abituati a coinvolgere in quello che è la degustazione. L'analisi quindi l'analisi gusto-olfattiva coinvolge tutti e 5 i nostri organi di senso. Magari qualcuno di voi può dire, ma come tutti e 5 i nostri organi di senso? L'udito, ad esempio, quando entra in gioco. L'udito entra in gioco, perché fate attenzione nel momento in cui vi viene servito il vino nel calice, ogni vino produce un suono, un rumore, in base alla sua ricchezza strutturale, alla ricchezza degli elementi che vengono proprio, che sono, passatemi il termine, disciolti all'interno di questa massa liquida, no? Certi vini emetteranno un rumore un po' più simile ad un gorgoglio, altri invece saranno un po' più silenziosi, un po' più morbidi, un po' più meno rumorosi nel momento in cui verranno serviti. Quindi abituatevi fin dal primo momento, anche quando effettuerete gli assaggi, a concentrarvi anche nel momento in cui il vino vi viene servito dai nostri colleghi. La degustazione, come vi dicevo prima, è affascinante, è sicuramente un mondo nel quale più ci si addentra e più si riescono a trarre anche le prime soddisfazioni, no? Io vi dico, magari rimarrete anche un po', magari incomincerete all'inizio della vostra esperienza, troverete anche qualche difficoltà legata ai riconoscimenti dei profumi, legata a quelle che sono le sfumature dei colori, ma non dovete assolutamente perdervi di coraggio, non scoraggiatevi, sono momenti che abbiamo affrontato tutti quanti abbiamo avuto durante il nostro percorso dei momenti in cui magari abbiamo detto mamma mia è troppo difficile, ci vuole semplicemente imparare la tecnica che vi viene insegnata dalla nostra associazione italiana sommelier, 2, metterla in pratica il più possibile, perché come giustamente chiunque si avvicina ad un percorso che può essere nuovo, l'allenamento, la pratica, la costanza nell'esercizio sono il segreto fondamentale. Per cui assolutamente non scoraggiatevi mai, anzi cercate quanto più possibile di consolidare quello che vi viene detto durante il corso attraverso la pratica.
Si tratta di incominciare a collegare sensazioni, a collegare informazioni, a collegare tutto quello che noi possiamo cogliere, ad esempio, semplicemente osservando un calice di vino, osservandone il suo colore. Dopodiché, vedrete che con la lezione successiva passeremo a quello che sono l'olfatto, le note dei profumi, i ricordi che magari questo vino ci può evocare, e poi successivamente porteremo questo vino al palato, lo assaggeremo e lì andremo ancora a valutarne altre sensazioni. Quindi quello che io vi dico e che vi voglio fin da adesso incoraggiare è che la degustazione è per tutti. Non c'è quello che non è portato per la degustazione. Ci può essere quello che magari ha un palato meno allenato, un olfatto meno allenato, perché pone meno attenzioni o in passato ha posto meno attenzione verso, non so, una sfumatura odorosa o una nota un po' più acida o un po' più dolce. Però vedrete che tutti noi abbiamo gli strumenti per addentrarci in quella che è la tecnica della degustazione. Servirà sicuramente tanta passione, tanto entusiasmo, tanta voglia di crescere e di imparare, anche perché il vino è un elemento che è estremamente complesso, è sempre in qualche maniera anche in modificazione. Pensate semplicemente al vino che potete anche conoscere molto bene, ma come può cambiare a seconda delle annate, delle varie vendemmie, dell'annata più calda, dell'annata più fredda. Quindi il vino cambia ogni anno, come possono cambiare anche le tecniche di produzione, come possono esserci delle innovazioni tecnologiche, per cui partiamo da un elemento all'interno del quale sono state disciolte ben 600 componenti che vanno a creare delle condizioni diverse. Per cui per noi il vino è sempre un prodotto al quale dobbiamo affacciarci e avvicinarci con il massimo della nostra concentrazione, della nostra attenzione, mai con sufficienza. Quindi applicazione, impegno e passione diventeranno per voi uno degli elementi fondamentali, però io sono sicuro che voi tutti e tre già li abbiate, perché se siete qua, se vi siete presi il tempo di trascorrere un tot di sere con i nostri colleghi, anche con me o con i colleghi che arriveranno poi successivamente, è perché queste prime tre caratteristiche non vi mancano di certo. Quindi sarà anche la nostra volontà di rendervi partecipi di questa crescita e di questo bellissimo percorso che è il primo livello sommelier, che poi sarà seguito da altri, ma ancora più affascinante per quanto riguarda proprio la tecnica della degustazione. Com'è che si possono ottenere informazioni su un vino? Esiste un modo che è un modo infallibile, che è un modo che fa ricorso a delle apparecchiature spesso anche molto sofisticate che ci permettono di compiere una vera e propria analisi chimico-strumentale. Questa analisi è un'analisi che ci fornisce un sacco di informazioni. Basta, guardate, il contenuto di un mezzo calice di vino che viene introdotto in una macchina e poi noi riceviamo di ritorno uno scontrino in pochissimi minuti che ci va a raccontare tutti quelli che sono gli elementi, no? Di quei 600 che possono essere disciolti all'interno di un vino, ci dice tutto, fino al nanogrammo di contenuto. Ma questo per noi che cos'è che può servire? Non può servire, non serve a niente, perché noi sommelier non siamo qui ad analizzare il contenuto chimico degli elementi che sono disciolti all'interno del vino. Noi siamo qui a raccontare quelle che sono le sensazioni, quelle che sono le emozioni, quelle che sono le interazioni che accadono alla vista, all'olfatto e al palato per via di questi elementi. Quindi noi qui non siamo a raccontare quantitativi di acido oppure microgrammi di tannino oppure legami molecolari tra molecole odorose che formano questo o quel complesso odoroso. Noi siamo qui a raccontare come
tutte queste sensazioni, tutti questi elementi interagiscono tra di loro, per cui saremo qui a raccontare, non lo so, le sfumature del colore rosso, oppure saremo qui a raccontare delle bellissime bollicine che si sono sviluppate di anidride carbonica che si sono sviluppate in un calice, oppure saremo qui a raccontare delle sensazioni di questo vino legate a un affinamento in legno. Per cui, capite, questo è il nostro compito, per cui l'analisi strumentale va bene, ma va bene per il chimico, va bene per il chimico dell'azienda che deve sovraintendere a quella che è la sanità del nostro vino, ma noi dobbiamo compiere un esame totalmente diverso, un esame che, come vi dicevo prima, si basa sui nostri organi di senso, si basa sull'analisi visiva del vino prima, successivamente dei profumi e quindi della parte olfattiva e successivamente ancora della parte gusto. Dai, Cristian, della parte gusto olfattivo. Quindi questa è il nostro compito, il nostro percorso. Ci sono delle regole per fare una buona degustazione? Certo, ci sono delle regole. Adesso logicamente ce ne sono di quelle alle quali possiamo ottenerci in ogni situazione. Altre invece saranno quelle che magari potremmo avere nel momento in cui ci troveremo a fare una degustazione professionale in un ambiente professionale, però sicuramente qualche regola potrebbe essere utile in ogni momento. L'analisi sensoriale è composta da informazioni, stimoli che noi dobbiamo andare a recepire, stimoli che creano prima un'eccitazione dei nostri organi di senso, eccitazione che viene tradotta in una sensazione che poi viene percepita dal nostro cervello, ma questa è la parte più tecnica. Quello che a noi interessa è che noi queste sensazioni che ci colpiscono visivamente, olfattivamente, gustativamente, poi dobbiamo comunicarle. Comunicarle attraverso che cosa? Attraverso una terminologia che adesso noi vi insegneremo, una terminologia codificata che sarà uguale per tutti, che sarà uguale per tutti noi soci dell'Associazione Sommelier. E per cui quando utilizzeremo questa terminologia capiremo benissimo tutti quanti che stiamo parlando la stessa lingua. Pensate che i termini che andremo ad imparare durante queste prossime 3 lezioni sono ben 116. Vi sembreranno tanti, ma vi accorgerete che alla loro base c'è una logica, c'è un pensiero, per cui anche andare a memorizzarli diventerà a un certo punto molto semplice. Può essere che in questo momento per voi la degustazione abbia delle basi molto semplici, no? La vostra capacità di esprimervi può essere che in questo momento sia limitata a un mi piace, non mi piace, ok, l'ho già assaggiato, magari dei riconoscimenti molto semplici, oppure una poca capacità di tradurre le sensazioni che sentiamo al palato in bocca. Sicuramente con l'aiuto della nostra terminologia incomincerete ad avere una capacità un po' più ampia di raccontare il vino, perché se vi baserete su quello che è il piedistallo proprio della nostra conoscenza, di quella che vi verrà in qualche maniera trasmessa, avrete la vostra capacità di raccontare sensazioni, sfumature, ricordi, profumi e gusti, ma è sicuramente l'allenamento, il continuo allenamento che vi porterà poi ad essere in grado di raccontare bene tutte queste sensazioni. La terminologia AIS quindi è un vocabolario semplice, mi sento di dire che è semplice perché la logica che ci sta alla base è una logica ben precisa, diventerà il nostro vocabolario base, sarà il nostro linguaggio comune e sicuramente con l'esperienza vedrete diventerà più ricco, più complesso, acquisirete anche la capacità di portare qualcosa di vostro, di aggiungere qualcosa di vostro, sempre però basandovi sulla terminologia di base che che vi verrà trasmessa. Senza mai esagerare, questa è una cosa sulla quale noi spesso ci teniamo molto, no? Perché l'esagerazione in quella che è la comunicazione del vino molto spesso non è positiva o propositiva
per chi ci ascolta. Noi dobbiamo utilizzare una terminologia che sia comprensibile a chiunque, comprensibile a chi ci ascolta, sia che questa sia una persona preparata, che anche nel caso fosse una persona senza una grande conoscenza tecnica necessariamente. Ecco quindi che vi invito adesso a utilizzare una terminologia che sia quanto più possibile oggettiva. Io racconto sempre di esperienze mie, no? Anche, non so, l'acqua di Cologne della mia nonna può essere che sia un bellissimo ricordo per me, ma se io lo racconto ad ognuno di voi, può essere che in 73 che vedo collegati in questo momento, ognuno abbia un'interpretazione diversa dell'acqua di Colonia della propria nonna, capite? Per cui dobbiamo cercare di essere quanto più evocativi in una maniera che sia facilmente comprensibile e senza andare a esagerare. Guardate, io vi racconto brevemente, perché oggi magari quei 5 minuti in più li abbiamo, una mia esperienza quando io feci il primo livello AIS. A distanza di poco tempo fui invitato a una degustazione in un posto bellissimo, in una cornice fantastica di un castello in provincia di Bolzano, tutto molto bello. I vini arrivavano in flight di 10-12 vini, uno dietro l'altro, 6-7, per cui figuratevi, io avevo appena finito il primo livello, questi mi presentano 70 vini in un giorno, io già dopo 10 non capivo più niente. Però mi ricordo una batteria di profumi, una batteria di Sauvignon, nelle quali un collega raccontò un profumo di vaniglia di treno sudata e armadietto di sacrestia sconsacrata. Una cosa orrenda, che se ci penso ancora oggi, l'unico ricordo che ho di quella degustazione è che io, finita la degustazione, il mio pensiero è stato di dire: me ne vado a casa subito, perché io non capirò mai niente, non sentirò mai questi profumi, non sarò mai in grado di riconoscerli. Ed è vero, nel senso che la vaniglia di treno sudata non sono mai riuscito ad andare a cercarla nella mia esperienza olfattiva, forse non avevo nemmeno la voglia di andare a cercarla, però quelle note metalliche si possono riconoscere, ma magari si possono raccontare anche in maniera un po' più semplice, no? Questo profumo vagamente metallico, ferroso, magari tutti noi l'abbiamo nella nostra memoria olfattiva, oppure la nota di armadietto di sacrestia sconsacrata addirittura, si può ricondurre a quelle note del cassetto degli armadi della soffitta della nonna. Torniamo alla nonna, perché io sono sicuro che tutti quanti voi abbiate curiosato in un cassetto chiuso dove c'è quell'odore di stantio. Ecco, capite la differenza nella comunicazione? Io vi parlo del profumo di un cassetto chiuso, di un armadio chiuso, lo ricordate tutti benissimo, l'armadietto di sacrestia sconsacrata non l'ha presente nessuno, per cui vedete cosa vuol dire comunicare in maniera efficace, che sia facilmente comprensibile. Entriamo in quello che è il dettaglio della degustazione dell'esame visivo. Esame che è forse molto spesso è stato anche sottovalutato. Io vi dico che quando imparai il primo livello forse non fui stimolato così tanto nell'avere il giusto approccio verso la degustazione, l'esame visivo, perché l'esame visivo è molto importante. È un esame molto semplice, è un esame che è piuttosto si basa su pochissimi elementi, abbiamo da imparare pochi termini, ma non per questo dobbiamo svolgerlo in maniera rapida e sintetica. Se l'associazione sommelier avesse ritenuto questo esame poco importante, l'avrebbe eliminato dalla tecnica di degustazione. Avremmo risparmiato tutti una lezione, avremmo risparmiato pagine sul libro. Ma siccome la nostra associazione lo prevede perché lo ritiene molto importante. Lo ritiene molto importante perché un buon esame visivo svolto nella maniera corretta ci permette di imboccare subito la strada giusta nel minor tempo possibile. Io dico sempre, se io parto io vivo in Val di Fassa, io vivo sulle montagne, sulle Dolomiti, se io parto dalle Dolomiti per arrivare a Roma, la strada che io devo fare è molto semplice: scendo a Ora, prendo l'autostrada, vado verso Verona, Bologna,
se voglio vado verso Firenze e poi vado verso Roma. E ci arrivo anche se però passo per il Brennero, vado a Monaco, da Monaco mi sposto verso la Svizzera, entro in Italia, passo per Torino, scendo dall'altra, capite? A Roma ci arrivo lo stesso, ma ci arrivo in molto molto più tempo. Per cui se la mia degustazione visiva viene fatta in maniera sufficiente o non necessariamente approfondita, io al risultato posso arrivarci lo stesso del compiere una buona degustazione gusto-olfattiva, ma ci arrivo con molto più tempo, con molta più fatica, con molte più energie. Ecco, quindi il mio sottolineo l'importanza di compiere un esame visivo nella maniera il più corretta possibile e pensando bene a quello che il calice ci vuole raccontare. Come si effettua una buona degustazione visiva? La si effettua con il calice in mano, analizzandone il colore, analizzandole delle sfumature e delle note che noi adesso, vedete, vi diamo in un ordine preciso: la limpidezza del vino, il colore del vino, la consistenza del vino ed eventualmente, se ci fosse, il perlage. Vedete che noi vi parliamo di limpidezza, colore, consistenza in maniera schematica e precisa. Questo vuol dire che voi dovete imparare ad avere una metodicità nella degustazione. Nella degustazione è molto importante essere metodici e sistematici. Sapete perché? Perché questo diventerà per voi un procedimento naturale ad un certo punto. Se lo fate però in maniera sistematica, se lo fate in maniera casuale, una volta in una maniera, una volta guardate il colore, poi la limpidezza e se vi ricordate la consistenza, una volta analizzate la consistenza, guardate se è limpido e poi analizzate il colore, non riuscite ad avere la necessaria sistematicità nella degustazione. Per cui di nuovo da parte mia un altro consiglio: cercate di imparare l'ordine di degustazione dei vari passaggi in maniera molto precisa, perché così per voi diventerà sicuramente il modo più semplice per eseguire questa analisi. Il primo termine che andiamo a vedere è la limpidezza. Che cos'è la limpidezza? Ecco, io un'altra cosa sulla quale insisto molto spesso è proprio l'importanza della terminologia, l'importanza della definizione precisa di un termine. Perché se voi avete ben presente la definizione giusta del termine che state andando ad analizzare, vedrete che diventerà molto più facile da parte vostra trovare la risposta giusta nel momento in cui qualcosa non vi quadra. Che cos'è la limpidezza? La limpidezza è l'assenza di particelle in sospensione. Avete già capito quindi che un vino che non presenta particelle in sospensione per noi è limpido. Ma perché un vino potrebbe presentare particelle in sospensione? Vi sarà già capitato, no? Di prendere un vino, servirlo nel calice, capita soprattutto con i vini rossi, e di notare che nel calice trovate qualcosa che leggermente si fa vedere, un pulviscolo più o meno intenso, più o meno presente. Questo potrebbe essere frutto, ad esempio, di vini particolarmente evoluti, vini che hanno compiuto un affinamento in bottiglia molto lungo o anche sufficientemente lungo, nel quale, ad esempio, si sono creati dei legami chimici molecolari fra quelle che sono le componenti del tannino, le componenti del colore, fino a farle a un certo punto precipitare per via di un peso specifico un po' più importante. Ecco quindi che il nostro vino evoluto, in questo caso, potrebbe presentare delle particelle in sospensione. Ma ad esempio c'è anche un'altra situazione nella quale potremmo trovare particelle in sospensione, ed è nello specifico quando il nostro vino, per scelta precisa di un produttore, viene filtrato molto poco o addirittura non filtrato, e che quindi può presentare una parte in sospensione che poi magari
si va a depositare in fondo al calice, con una presenza che sembra una via di mezzo fra una polvere e un sale, diciamo così, per essere più o meno chiari. Sicuramente quando i vini hanno pratiche di cantina molto avanzate si fa ricorso a quella che è la tecnologia, i vini presentano una limpidezza decisamente notevole, molto molto chiara, molto inconfondibile, insomma, ecco. Quindi un vino limpido è sempre un vino che non presenta particelle in sospensione. Come facciamo ad apprezzare bene la limpidezza? Prendiamo il calice e lo incliniamo davanti a noi a 45 gradi. Perché? Perché facendo così riusciamo ad avere all'interno del nostro calice, in quella che è la massa liquida, una parte con uno spessore maggiore di liquido e quindi una parte nella quale possiamo apprezzare un po' il cuore di quello che è il colore e una parte dove invece il disco liquido diventa più fine, meno ricco e nel quale possiamo magari apprezzare un po' di più le sfumature del colore. Inclinando il calice davanti a noi a 45 gradi vedrete che dove abbiamo più concentrazione di vino, di liquido, abbiamo delle tinte che sono generalmente più ricche, più scure, più cupe. Nella parte esterna invece possiamo apprezzare più facilmente magari delle sfumature di colore che possono essere anche leggermente diverse rispetto a quella che è la parte con maggior concentrazione di liquido. Abbiamo una terminologia precisa per descrivere la limpidezza, no, del nostro vino. Un vino che presenta, ad esempio, se voi guardate bene questa fotografia, riuscite ad apprezzare nettamente la differenza fra un vino limpido, che è quello sulla destra, e un vino che invece non presenta limpidezze. Questo è un vino, è una fotografia scattata in una cantina nel momento della vendemmia, quando magari ancora i vini non sono stati stabilizzati chimicamente o ad esempio anche attraverso l'utilizzo del freddo e che quindi presentano delle velature. Dopo la fermentazione alcolica più o meno per 2-3 mesi, 4 mesi i vini possono stare in queste condizioni. Poi tutta quella parte che è sospesa all'interno del liquido lentamente, un po' alla volta, si stabilizza, magari anche utilizzando un pochettino il freddo, e la si fa precipitare in fondo alla vasca di acciaio che vedete alle spalle dei due calici. Abbiamo 5 termini per descrivere la limpidezza del nostro vino. Partiamo da quello centrale per chiarezza. Vi ho detto, un vino limpido è un vino che non presenta particelle in sospensione. Ma possiamo avere dei vini che non presentano particelle in sospensione e godono di una luce particolare. Il vino si fa attraversare dalla luce, la rifrange addirittura. Per cui quando un vino è limpido, non ha particelle in sospensione, si fa attraversare dalla luce, possiamo anche utilizzare il termine di cristallino. Questo è un descrittore che usiamo prevalentemente per i vini bianchi, perché se voi fate memoria, i vini rossi, avendo una concentrazione cromatica superiore, quindi grazie a quelli che sono gli elementi responsabili del colore del vino rosso, e quindi la grande famiglia degli antociani, ne avete parlato ad enologia, potete capire che i vini rossi assorbono maggiormente la luce, si fanno attraversare con più difficoltà per via della loro maggiore concentrazione cromatica. Per cui il vino cristallino è soprattutto patrimonio dei vini bianchi, ma non solo. Può esserlo anche un vino rosso particolarmente lucente, particolarmente luminoso, che non ha una grande concentrazione cromatica e che quindi si fa attraversare dalla luce. Brillante è l'eccesso della bellezza di quello che può essere la parte visiva di un vino. Il vino è limpido, non ha particelle in sospensione, si fa attraversare dalla luce, ma addirittura la rifrange, la esalta, quasi la scompone in quelli che sono i suoi 7 che vanno a costituire il bianco della luce. E se voi fate mente locale c'è una tipologia ben precisa che può rispondere ancora di più al descrittore che vi ho detto io, che è
quello della bollicina, dove abbiamo la presenza dell'anidride carbonica nel calice che va a esaltare ulteriormente il passaggio della luce. Per cui vi capiterà di avere magari delle bollicine in un contesto anche di illuminazione precisa e perfetta, dove abbiamo questo calice che è uno spettacolo, no? Di luce, di esaltazione delle tinte del colore di questa bollicina, grazie anche a quella che è la CO2 che è disciolta nel vino. Per cui brillante è il termine che utilizzeremo quando il vino proprio ha una luminosità particolare. Se invece il nostro vino non presenta delle particelle in sospensione, che sono poche, ma che queste non vanno ad inficiare in quella che è la valutazione del colore, possiamo descrivere il nostro vino come abbastanza limpido, mentre nel caso in cui vediamo ad esempio il calice fotografato nella nostra slide, possiamo andare a descriverlo come velato. Velato in questo caso non è un termine positivo, perché non sta ad indicare una situazione positiva, a meno che non ci troviamo di fronte a una tipologia di vini che vengono prodotti con delle tecniche che prevedono proprio che poi questo nostro vino, una volta servito nel calice, abbia una presenza di lieviti ancora in sospensione. Io vi faccio la domanda, non posso logicamente verificare la vostra risposta, ma provate a pensare a una tipologia che anche nel Veneto è molto diffusa, che può presentare dal punto di vista commerciale questa situazione. E siamo di fronte ad esempio alla famiglia dei prosecchi col fondo, questi vini che vengono rifermentati con i loro lieviti all'interno della bottiglia, che non vengono successivamente espulsi, e una volta ad esempio che noi procediamo con il servizio e la mescita nel calice, questi lieviti vanno a finire nel calice, che quindi vanno a trasportare i lieviti che donano che cosa? Questa sensazione leggermente, delicatamente velata. In questo caso, visto che la tecnica prevede proprio la produzione di un vino fatto in questa maniera, velato diventa per noi un termine che potremmo utilizzare. Poi certo, diciamo che è velato, ma lo leghiamo anche a quella precisa tecnica di produzione, no? Quindi è un vino velato perché il prosecco col fondo prevede la presenza dei lieviti all'interno del calice. Possiamo tranquillamente dirlo o spiegarlo. Lasciata la limpidezza, il successivo termine di valutazione diventa quello del colore. E qui entriamo in un modo molto affascinante, direi, perché la valutazione del colore del vino è una fase molto importante che ci fornisce un sacco di informazioni su, non so, ad esempio il vitigno che abbiamo davanti. Ci sono vitigni che sono più ricchi di colore, mentre altri sono meno ricchi di colore. Certi vitigni hanno delle tonalità che vanno sul rosso acceso, del rosso rubino, altri invece hanno nel loro DNA delle bellissime tonalità violacee, ma pensate anche ai bianchi. Certi bianchi hanno una cromia delicata che porta su note leggere che quasi quasi non percepiamo nel calice. Altri invece hanno delle tonalità che sono giallo acceso, giallo dorato. Questo mi può far anche, ad esempio, presupporre ad esempio affinamenti nel legno. Sicuramente vi è stato detto durante la lezione di enologia che l'affinamento in legno porta a delle modificazioni del nostro vino sia nell'aspetto visivo con imbrunimento del colore che nell'aspetto olfattivo, con una gamma olfattiva più ricca e più complessa, che anche dal punto di vista gustativo. Per cui un vino che ha sostenuto un affinamento in legno nel quale avviene una sorta di microossigenazione, per cui c'è un contatto con l'esterno attraverso le molecole di ossigeno, attraverso le fibre del nostro legno, potete benissimo capire che porta a un incupimento, un imbrunimento di quella che è la presenza del colore del nostro vino. Ecco quindi che
analizzare correttamente il vino ci può anche far pensare a delle pratiche di cantina avanzate, particolari, oppure di nuovo ritorniamo ai vini non filtrati o ai vini particolarmente evoluti. Da che cosa dipende? Ve l'ho già detto prima, no? Dipende anche dal vitigno, va bene, dalle tecniche di cantina, ma dipende ad esempio anche da delle pratiche agronomiche. Ad esempio, vini prodotti con alta resa per ettaro avranno una concentrazione del colore meno importante rispetto allo stesso vitigno, ma prodotto con delle rese equilibrate. Non voglio dire basse, perché nemmeno le rese basse sono sempre positive per lo sviluppo di un vino. Un vino cresce bene, la produzione dell'uva che dopo viene trasformata in vino è ideale quando noi rispettiamo l'equilibrio vegetativo del vigneto. Non necessariamente andando a produrre molto poco abbiamo un grande risultato. Questo è un piccolo inciso che faccio. Il colore può dipendere anche, ad esempio, dall'evoluzione in bottiglia. Se il mio vino cambia, il colore del mio vino cambia a seconda di quelle che sono le pratiche anche o le rese che vanno, che arrivano dalla vigna, dalla cantina. Dall'altra parte cambia anche la stessa bottiglia se consumata dopo un anno o se consumata dopo 10 anni, perché all'interno della bottiglia, dell'affinamento in vetro, avvengono dei legami chimici di cui ho anche parlato prima, che fanno precipitare, per via di un peso molecolare che si viene a generare superiore rispetto a quello delle condizioni di partenza, e che quindi fanno precipitare in fondo alla bottiglia quella piccolissima parte di colore che logicamente si spoglia e che va a cambiare visivamente il nostro vino. Quali sono i colori del vino? Adesso questa slide in qualche maniera ve li fa percepire, però sarà il vostro occhio che dovrà allenarsi a memorizzare queste sfumature visive. Il nostro occhio e il nostro cervello sono forse molto abituati a percepire un certo tipo, anzi a percepire un certo tipo di informazioni e a memorizzarle. Ad esempio, non lo so, noi siamo molto veloci nell'imparare una canzone, perché siamo bombardati, no, da queste informazioni, per cui il nostro orecchio è piuttosto abituato a percepire queste informazioni e a memorizzarle. Quindi la memoria da questo punto di vista che ognuno di noi ha può essere più o meno sviluppata. Magari è un po' meno abituato a memorizzare, non so, una poesia, perché è una cosa che non facciamo più così abitualmente. È ancora forse un po' meno abituato il nostro cervello a memorizzare sfumature che possono essere di colore o di profumo. Per cui vi invito a porre molta attenzione a quello che possiamo analizzare nel calice e a cercare un po' alla volta di diventare sempre più bravi nel memorizzare queste sfumature. Ci vorrà un po' di tempo. Ma ad esempio per quanto riguarda i vini bianchi, il colore dei vini bianchi, i riconoscimenti che noi abbiamo sono 4, che vanno dal giallo verdolino, che quindi ricorda una sensazione di gioventù che è legata alla clorofilla, che è legata all'estrema gioventù dei vini imbottigliati da poco, oppure vini che hanno una certa corrispondenza con un certo vitigno, per arrivare poi al giallo paglierino, che è un colore un po' di intermezzo, che sta ad indicare un po' un colore della mezza via, della mezza strada, un colore che sta indicando una sorta di evoluzione, una via intermedia di sviluppo del nostro vino, fino ad arrivare al colore giallo dorato, che riprende le sfumature, ricorda le sfumature dell'oro. Il giallo dorato è il colore della maturità, il colore che ha forse in qualche maniera a parte la fede nuziale, no? Diciamo, questa bella tinta, ma magari anche quelle certe varietà
che hanno di loro una colorazione particolare. Vi faccio un esempio su tutti, che tutti avete benissimo in mente, il Gewürztraminer. Il Gewürztraminer nasce con delle tonalità che vanno già verso l'oro, per cui non è detto che tutti i vini nascano verdolini e diventino via via paglierini, via via dorati. Certi vitigni nel loro DNA possono avere nella loro buccia una cromaticità particolare, una presenza di elementi coloranti particolari che fa sì che il nostro vino parta già con delle note dorate, oppure parta già con delle note paglierino. L'ultimo colore che possiamo trovare nei vini bianchi è quello del giallo ambrato. È un colore che invece non si lega alla maturità come il vino precedente, ma si lega all'ossidazione, quindi al lavoro dell'ossigeno di andare a cambiare in qualche maniera quelle che sono le molecole che erano responsabili di una colorazione gialla all'inizio, ma che attraverso l'arrivo dell'ossigeno creano ossidazione. Il giallo ambrato, ad esempio, è patrimonio dei grandi vini dolci, oppure dei vini che hanno sostenuto dei lunghissimi affinamenti nel legno con ossidazione deliberatamente voluta dal produttore. Non giallo ambrato perché il nostro vino è stato conservato male alla luce del sole, il tappo non era chiuso bene, ha fatto entrare l'ossigeno. Quello è un giallo ambrato ma negativo, perché poi i profumi che troveremo saranno profumi scadenti, non più piacevoli, non più distintivi. Mentre nel caso in cui il giallo ambrato derivi da una scelta deliberatamente voluta dal produttore e quindi delle lunghe soste nel legno, quel giallo ambrato presenterà note olfattive assolutamente distintive. Magari ricorderà la frutta secca, la frutta candita, ricorderà il miele, ricorderà la frutta disidratata, capite? La pesca sciroppata oppure l'albicocca disidratata. Ecco, quindi vedete che le sfumature del vino, se ci pensate, vi introducono anche a dei mondi, dei mondi di profumi, perché se il giallo verdolino indica la gioventù del vino, noi in quel vino andremo a cercare sfumature odorose che sono legate alla gioventù. Se un vino invece indica la maturità, andremo a cercare dei componenti di profumi e sfumature odorose che vanno ad indicare la maturità. Capite che il campo già si restringe nel momento in cui io vado ad effettuare una buona analisi visiva del vino. Passiamo prima alle sfumature del rosso, dove all'interno delle colorazioni compiamo gli stessi ragionamenti che abbiamo compiuto per il vino bianco. Il rosso porpora, questo rosso che ricorda un po' le vesti del cardinale, è un vino che ricorda la gioventù e quindi anche note di freschezza, note di frutta bella, croccante, un po' acida magari all'inizio. Rubino indica quella fase intermedia, quindi è una tonalità che ricorda le sfumature della pietra, del rubino, per arrivare poi al granato che indica la totale maturità, che magari molto spesso è anche un dettaglio che mi fa pensare a un affinamento in legno, magari un affinamento in legno importante, oppure a un affinamento in bottiglia importante, per arrivare poi all'aranciato, che è invece qui un po' diverso, perché si lega sì all'ossidazione, ma magari può essere anche un'ossidazione dovuta alla lunghissima permanenza in bottiglia. Ad esempio, non so, vi faccio un esempio chiaro, un Brunello di Montalcino o un Barolo di 40 anni, 30 anni. Può essere che durante tutto questo periodo di affinamento in bottiglia il colore si sia un pochettino slegato e che quindi queste note aranciate siano diventate più evidenti visivamente. Quindi bianchi e rossi sono legati a quella che è la concentrazione del colore che deriva dal vitigno, dalle pratiche di cantina, da quello che può essere l'affinamento in bottiglia, eventuali affinamenti in legno. Un po' diversa è la situazione per quanto riguarda i rosati.
Qual è il discorso? Rosato è un vino molto tecnico, è un vino molto difficile da ottenere, è un vino in cui forse la tecnica prende la predominanza addirittura su quello che è il vitigno, perché io posso partire da un vitigno fortemente colorato, ma se faccio una macerazione molto molto breve, il mio vino andrà ad arricchirsi di pochissimo colore. Dall'altra parte, il mio vino potrebbe essere non particolarmente ricco di colore, ma se faccio delle macerazioni un pochettino più lunghe, allora il rosa che ne deriverà sarà un rosa più carico. Ecco quindi che capite che se nel bianco, nei vini bianchi e nei vini rossi, noi andiamo a descrivere proprio la sfumatura del colore, nei vini rosati andiamo a descrivere la concentrazione di questo colore. Quando un colore ha una concentrazione media, media-bassa, possiamo descriverlo come rosa tenue. Quando ha una concentrazione medio-alta, che sembra quasi un vino rosso, andremo a descriverlo come rosa chiaretto. Quando ci troviamo in una situazione intermedia, invece, che abbiamo una media cessione di quello che è il colore, lo descriviamo come rosa cerasuolo, che ricorda forse anche un po' alle volte la buccia della ciliegia. Se vedete bene questa immagine abbiamo delle tonalità, ad esempio quello che si vede centrale in alto è proprio un rosa tenue, quello che sta subito alla sua destra è il classico rosa chiaretto, dove abbiamo una grande concentrazione di questo rosato. Quello che sta sotto invece ha una concentrazione media, per cui è un rosa cerasuolo. Però vedete che le sfumature possono essere molto diverse, possono ricordare in certi casi il salmone, la buccia di cipolla, se sono più ossidative, oppure dall'altra parte potrebbero ricordare ancora il lampone e la fragolina. Questo un po' alla volta imparerete anche voi a riconoscerlo e a descriverlo. L'importante è che voi ricordiate questa parte del passaggio. Vini bianchi e rossi, concentrazione, scusate, sfumatura del colore, nei vini rosati andiamo a valutare la concentrazione di quella che è la parte colorante. Ci sono domande fino adesso sulla parte del colore, sulla parte della limpidezza? Ciao Roberto. Allora, per ora non c'è alcuna domanda riguardo ai temi che hai trattato, evidentemente sei stato molto chiaro, quindi direi di continuare con la consistenza e poi eventualmente alla fine della lezione andiamo a sviscerare i dubbi. Certo, Grazie. certo, perfetto. Grazie Lorena. Bene, analizzata la limpidezza, analizzato il colore, passiamo alla terza parte, al terzo elemento che noi prendiamo in considerazione nel momento in cui facciamo l'analisi visiva di un vino, che è la consistenza. Che cos'è la consistenza? Importanza della terminologia. La consistenza è data o è determinata dalla presenza di parti morbide nel vino. È un elemento che mi fa già presagire, capire quante saranno le parti morbide, che vedremo dopo, fra un paio di lezioni, esattamente che cosa sono, che io trovo nel vino. Che cosa vuol dire consistenza? Vuol dire peso del vino nel calice, vuol dire movimento del vino nel calice. Adesso uso due estremi totalmente che diciamo che non c'entrano niente con il mondo del vino, ma li uso per farvi capire bene di che cosa stiamo parlando. Due bicchieri, se noi abbiamo davanti a noi due bicchieri, in uno abbiamo dell'acqua e nell'altro abbiamo, non so, l'olio d'oliva, voi potete capire benissimo che questi due vini si muovano all'interno del calice in maniera completamente diversa. Sarà un movimento molto veloce, molto leggero, e si fermerà in maniera piuttosto lenta nel calice. Una volta che noi termineremo di imprimere il movimento al calice, l'acqua continuerà a girare ancora per un po', opporrà pochissima resistenza e dopo un po' si fermerà. Dall'altra parte, nel momento in cui abbiamo dentro dell'olio d'oliva nel nostro calice, voi potete capire che il movimento sarà molto più lento, molto più resistente. L'olio
opporrà una grande resistenza e anzi trascinerà con sé il movimento del calice. Una volta che ci fermeremo, l'olio, pam, scende immediatamente e si blocca all'interno del calice, non gira più. Richiudendo un po' i termini di paragone, quindi rimanendo sui vini, voi potete ad esempio, vi do 2 esempi molto semplici, un vino bianco giovane, molto fresco, che ha un tenore alcolico molto limitato. Nel momento in cui noi lo gireremo nel calice, girerà verosimilmente quasi più come l'acqua girava nell'esempio precedente, mentre un vino bianco strutturato importante che ha un contenuto alcolico molto importante, magari anche un leggero residuo zuccherino e magari ha fatto anche un affinamento nel legno, girerà in una maniera che sarà molto più lenta, che opporrà molta più resistenza, che nel momento in cui noi alzeremo il calice per girare, per ruotare lentamente, il vino sentiremo che opporrà nettamente una certa resistenza. Per cui la consistenza è determinata dalla presenza di tutti questi elementi nel vino. Più ne abbiamo, più il nostro vino girerà lentamente, meno ne abbiamo, più il nostro vino girerà in maniera veloce. Un consiglio: per valutare bene la consistenza di un vino nel calice non serve che voi vi mettiate a girare il vino all'impazzata, che lo centrifughiate, perché se lo centrifugate nel bicchiere allora gira anche l'olio d'oliva. Mi capite cosa voglio dire? Il movimento che voi dovete cercare di imprimere è un movimento lento. Basta, guardatevi, basta anche un mezzo giro. Se voi date un mezzo giro e cercate di sentire come il calice segue il movimento del vino, avete già un ottimo elemento per misurare, pesare la consistenza del nostro vino. Attenzione, cercate sempre di alzarlo il calice, perché molto spesso vedo che viene girato mantenendo la base appoggiata sul tavolo. Non avete perfettamente la sensibilità di quello che accade all'interno di quel calice se non lo alzate. Per cui di nuovo il mio consiglio è: alzate bene il calice e cercate di imprimere un movimento che non sia un movimento violento, è un movimento lento. Basta un giro, basta anche mezzo giro. Vedrete che i vini con buona consistenza li riconoscerete subito. Invece i vini che hanno una media consistenza, piano piano incomincerete a riconoscerli e a distinguerli. Girando poi anche il calice all'interno del vino, che cosa succede? Il vino all'interno del calice, scusate, che cosa succede? Succede che si formano questi famosi archetti di cui tutti quanti parlano, ma magari se ne parla in maniera poco precisa. Che cosa stanno ad indicare? Stanno ad indicare la concentrazione di elementi che sono ad esempio lo zucchero, che sono l'alcol, che è ad esempio la glicerina, e che contribuiscono a creare densità. Per cui voi potete di nuovo capire che un vino che ha una buona consistenza, una buona ricchezza di parti morbide, disegnerà nel calice una lacrimazione piuttosto lenta, magari anche densa, magari anche che scenderà con un certo tempo, non così veloce. Un vino che invece di consistenza ne ha poca, perché ha pochi elementi delle morbidezze, poco zucchero, poco alcol, poca glicerina disciolti all'interno di quel calice, eseguirà un movimento più veloce all'interno del calice e avrà una lacrimazione che tenderà ad essere più veloce. Quindi voi analizzatelo questo particolare. La nostra terminologia però ci chiama a descrivere solamente con quale agilità il liquido si muove nel calice, non ci chiede di valutare anche gli archetti. Vi introduco a una terminologia, a un termine che troverete molto spesso nella nostra scheda, che è l'abbastanza. Abbastanza lo troverete piuttosto sparso tra la terminologia che imparerete.
L'abbastanza nella nostra scheda analitico-descrittiva sta sempre ad indicare una situazione di mezzo, una situazione di sufficienza. Quindi un vino, usiamolo come termine di paragone di partenza, un vino che esprime una sufficiente resistenza nel momento in cui lo rivolgiamo nel calice è un vino abbastanza consistente. Un vino che invece oppone una chiara resistenza è qualcosa in più. Acquisisce la terminologia piena del termine che noi stiamo valutando, quindi diventa consistente. Un vino che invece oppone una netta ed importante resistenza nel momento in cui lo giriamo nel calice diventa un vino viscoso. E quando, secondo voi, è un vino viscoso? Sicuramente quando ha tanti elementi della morbidezza disciolti. E quali sono questi elementi che vi ho nominato prima? Lo zucchero, soprattutto lo zucchero in questo caso, magari anche l'alcol, delle alte quantitativi di alcol, per cui un vino che ha degli alti quantitativi di alcol o degli altissimi quantitativi di zucchero svolgerà o determinerà un movimento molto lento, quasi sciropposo. E tornando all'indizio che vi ho dato all'inizio della lezione parlando dell'udito, scenderà nel calice in totale silenzio, sciropposo, silente nel momento in cui lo versiamo nel calice. Dall'altra parte un vino poco consistente, è un vino che girerà in una certa maniera, piuttosto rapida, non eseguirà un movimento che si trascina con sé il calice. E se torniamo di nuovo all'indizio dell'udito, scenderà nel calice effettuando un certo rumore, magari un leggero gorgoglio, no? Clu, 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 così, quando scende nel calice, sarà più rumoroso, per cui per noi è già un dettaglio anche quello. Vedete come anche l'udito può entrare in gioco? Un vino fluido, invece, l'ho segnato con un altro colore, perché è un vino che fa il movimento dell'acqua. Vuol dire che è un vino che ha all'interno pochissimi elementi, ma a noi forse a quel punto nemmeno interessa, perché seguitemi nel ragionamento, se io produco delle uve di una sufficiente qualità, che porto in cantina e le elaboro con una sufficiente tecnica, una sufficiente tecnologia, vuol dire che al limite, quando lo servirò nel calice, io avrò un vino che ha una sufficiente concentrazione di consistenza, no? Quindi l'abbastanza consistente. Il poco consistente, ad esempio, per noi è accettabile solo nel caso in cui parliamo di vini che sono giovanissimi, appena messi in commercio, ma hanno un potenziale evolutivo anche molto lungo. Pensate a qualche grande Riesling tedesco con un 7-8% di alcol, oppure pensate ad un vino che viene prodotto, ad esempio, un vino frizzante, che potrebbe essere, che non ha una grandissima consistenza, ma potrebbe essere piacevolmente di qualità in quelle che sono le fasi successive dell'analisi. Quindi la consistenza è determinata dalla presenza di parti morbide nel vino. Se voi avete chiaro questo concetto, riuscite anche in maniera piuttosto facile ad individuare un vino consistente, un vino abbastanza consistente o un vino poco consistente. Poi ci sono le eccezioni del viscoso e a me sinceramente non è mai capitato di descrivere un vino come fluido. Limpidezza, colore, consistenza devono diventare per noi un modo sistematico di ragionare e di degustare. Ma nel caso ci trovassimo di fronte a un vino spumante, ad esempio, che quindi presenta delle bollicine, voi farete la lezione sugli spumanti e capirete benissimo che per produrre le bollicine di anidride carbonica all'interno di un calice ci vuole tanto e alle volte tantissimo tempo. Se io dovessi andare a valutare la consistenza girando questo vino con le bollicine all'interno del mio calice, capite o capirete che io vado a rovinare tutta quella che è la preziosa bollicina che si è creata in tantissimo tempo.
Ci sono vini che stanno sui loro lieviti per 10 anni. Se io vi giro l'impazzata per 10 secondi, io in quei 10 secondi rovino tutto il fine perlage che in 10 anni si è costruito all'interno di quel vino. Per cui, se mi trovo davanti a un vino spumante, io non valuto la consistenza, ma vado invece a valutare che cosa? L'effervescenza, il perlage. L'effervescenza, appunto, è legata alla presenza di anidride carbonica nel vino e la si valuta solamente nei vini spumanti, sia che siano spumanti ottenuti con metodi Charmat che anche con metodo classico. Però, ad esempio, in un vino frizzante, che potrebbe essere certe tipologie di lambrusco, ad esempio, vi faccio un esempio, io non valuto l'effervescenza, perché vedrete che nel momento in cui lo servo nel calice ci sarà una piccola spuma che dura molto poco, mentre in uno spumante avrò una spuma che si fa già vedere nettamente al momento del servizio e che poi potrà rimanere nel calice per tot tempo. L'effervescenza legata alla presenza dell'anidride carbonica ha degli effetti molto precisi anche sul gusto del vino e anche sui profumi del vino. E io vi faccio ragionare su questa cosa. Vi disseta di più un bicchiere d'acqua naturale o un bicchiere d'acqua frizzante? Credo che sia il bicchiere d'acqua frizzante, vero, che a parità di quantità vi disseta di più. Percepite più dolce una Coca-Cola normale o una Coca-Cola sgasata? Percepite più dolce una Coca-Cola sgasata. Perché tutti questi due passaggi? Perché questi due esempi? Per farvi capire che l'anidride carbonica nel vino ha degli effetti ben precisi. L'anidride carbonica esalta i profumi, è un veicolante verso l'alto di quelle che sono le componenti aromatiche del vino, per cui trascina verso l'alto i profumi, determina pungenza gustativa, perché quando portiamo una bollicina al palato abbiamo questa sensazione di delicata pungenza legata alla presenza di bollicine, accentua le durezze del vino, che sono quelle parti che si possono legare ad esempio a ricordi di freschezza, di acidità, di sapidità. L'esempio che vi facevo prima dell'acqua frizzante. L'acqua frizzante ci disseta di più perché abbiamo l'accentuazione delle durezze da parte del CO2 e attenua le morbidezze. Nasconde quelle parti un po' più morbide, un po' più zuccherose. Ecco perché una Coca-Cola senza bollicine è più dolce, perché una Coca-Cola con le bollicine subisce questo effetto di attenuazione delle morbidezze, per cui l'anidride carbonica all'interno della Coca-Cola ci maschera leggermente la presenza di zucchero. Non è che se io vado a sgasare la Coca-Cola le tolgo zucchero, il contenuto di zucchero è perfettamente uguale in tutte e due, ma in uno dei due l'elemento CO2 ci permette di percepire meno la presenza dello zucchero. Questo è uno degli effetti della CO2. Cos'è che andiamo ad analizzare quando abbiamo la CO2, la presenza di effervescenza nel calice? Vi faccio un preambolo molto importante. Lo sviluppo del perlage all'interno del calice dipende al 90%, tranquillamente al 90%, da quelle che sono le condizioni fisiche del calice. Se è stato lavato bene, se è stato asciugato bene, se è stato lavato con dei tensioattivi, magari il brillantante, se il vetro è più o meno puro o presenta delle microimperfezioni. Un vetro che presenta molte microimperfezioni offrirà all'anidride carbonica tanti punti di ancoraggio sui quali andare ad attaccarsi e sviluppare le sue bollicine. Un vetro che è per eccesso di pensiero perfetto, non ha nessuna microinfrazione, non permetterà alla CO2 di attaccarsi in nessuna piccola impurità del vetro e far partire le sue bollicine. Per cui abituatevi,
sì a valutare l'effervescenza dal punto di vista visivo, ma non siate troppo severi, perché l'unico momento nel quale questa la si valuta in maniera completa e certa è quando noi abbiamo le bollicine al palato, quando abbiamo il vino in bocca. Lì si percepisce bene la qualità della CO2. Comunque noi dobbiamo valutarla visivamente per quella che è la grana delle bollicine, se sono fini, se sono grossolane, oppure abbastanza fini, sufficientemente fini. Se sono numerose, quindi se sono tante, se sono poche, oppure se sono in numero sufficiente all'interno del nostro vino. Oppure anche la persistenza. Che cos'è la persistenza? È quanto la bollicina permane una volta che raggiunge la superficie, la parte di superficie liquida, insomma, no? Dove si crea quella tensione superficiale. Quindi più tensione superficiale abbiamo, legata anche a quella che è il scioglimento e la buona amalgama della CO2 all'interno del liquido, avremo bollicine persistenti. Se la CO2, ad esempio, non è di grande qualità, le bollicine, come nell'acqua frizzante, raggiungono la superficie e in un secondo scompaiono. Altrimenti, in una situazione intermedia, e ribadisco di nuovo il significato di abbastanza come intermedio, sufficiente, le bollicine raggiungono la superficie e vi permangono un tot di tempo. Quindi noi ci abituiamo a valutare la grana, il numero e la persistenza delle nostre bollicine. Più sono fini, numerose e persistenti, più potete immaginare che la qualità del nostro vino sia tecnicamente importante. Più sono grossolane, poco numerose ed evanescenti, allora vuol dire che o la mia bollicina non è di grandissima qualità, oppure ad esempio potrebbe essere stata servita a una temperatura totalmente sbagliata, magari troppo caldo o raffreddato in tempi rapidissimi, tempi che la CO2, che è un gas, non ha avuto quindi il tempo di diminuire il suo volume e la sua dimensione. Questo era un ragionamento un po' da un estremo all'altro, solo per farvi un attimino riflettere su questa cosa qua. Bene, io adesso ho tutti gli elementi di quella che è l'analisi visiva: limpidezza, colore, consistenza. Nel caso che il mio vino fosse un vino spumante, limpidezza, colore, effervescenza del nostro vino. Io li valuto, traggo considerazioni su quella che è la consistenza, quindi la ricchezza di parti morbide, guardo il colore, guardo le sue sfumature, se sono sfumature che mi indicano gioventù, se sono sfumature che mi indicano evoluzione, guardo se ci sono delle particelle in sospensione e traggo, se non altro, in maniera molto rapida, dei pensieri, faccio delle conclusioni, faccio un punto sommario di questa piccola parte dell'analisi e mi chiedo: ma che tipo di vino ho davanti? Ho un vino giovane, un vino maturo? Ho un vino che ad esempio sarà ricco, strutturato, importante, o un vino che magari è leggero, facile, delicato? Ho un vino importante, delle grandi caratteristiche, o ho un vino semplice? Io qualche elemento ce l'ho già e vedrete che quando faremo e quando farete con i miei colleghi le degustazioni in sala, incomincerete già ad avere la capacità di capire o di cogliere il vino che sta davanti a voi. Semplicemente ci vorrà anche un po' di esperienza in questo senso, magari guidati dal mio collega relatore, incomincerete già a trarre qualche piccola conclusione e a ventilare delle ipotesi o delle considerazioni che poi, attraverso le 2 successive fasi della degustazione, andremo ad affinare e a verificare. Però se noi abbiamo fatto già questa fase dell'analisi bene, noi siamo già, guardate, all'80% di una degustazione fatta bene, credetemi. Non sottovalutate mai l'importanza
di un esame visivo fatto in maniera propria e corretta, come la nostra tecnica di degustazione richiede e come la nostra tecnica di degustazione insegna. Bene.